Allora, io ti faccio notare alcune cose. La prima in particolare è che anche quando fu presentata la risoluzione 44, che poi fu discussa il 28 novembre, ci furono addirittura i sorrisetti. Dice, ma che cos'è sta roba? Il diritto all'autodeterminazione del popolo veneto? Anche allora abbiamo problemi più importanti. Sì, è proprio perché ci sono i problemi più importanti che bisogna avere la capacità di assumere scelte importanti, radicali, vorrei dire epocali. L'Italia è fallita, ormai non c'è più nulla da fare, bisogna avere una prospettiva non contro l'Italia, ma perlomeno in favore di questo territorio che sa anche creare una situazione che può essere emulata dall'Italia, può ispirare un cambiamento alle altre regioni d'Italia, può aiutare l'Europa stessa a cambiare. Il 28 novembre, quando è stata presentata la nostra mozione 44 sul diritto all'autodeterminazione, oltre ai sorrisetti, mancavano tutti i numeri, caro Marotta, mancavano i numeri. Ma dopo ti aggiungo qualcosa sulla risoluzione. Come domani mancavano i numeri. Però poi è passata perché i consiglieri, di fronte alla responsabilità, alla forza degli argomenti, a quelli che ho cercato di illustrare prima con passione, ma spero anche con un minimo di contenuto, non possono sottrarsi. Non potete sequestrare il diritto dei veneti di votare, questo è il punto. Io non voglio che voi siate indipendentisti, non mi interessa nulla. Può essere anche 60 consiglieri del Veneto, tutti contrari all'indipendenza, indipendentemente da Zaia, tutti contrari, però nessuno può essere contrario al fatto che i veneti esercitino il diritto di voto. Questa è una cosa importante. Quindi non mi stupisco, domani è solo un atto di responsabilità di ogni singolo consigliere. Questo è il punto. Non è una cosa di rilevanza politica. Poi dirmi... È una provocazione veramente da duello questo, mi fai sobbalzare dalla sedia, dimmi che ci sono argomenti più importanti. Sì, ci sono molti argomenti più importanti, il fatto è che se tu non vai fuori dall'Italia, i tuoi argomenti più importanti diventano tragici e irrisolvibili. Mentre attraverso un progetto di indipendenza restituisci a questo territorio le sue risorse, non altre, non vogliamo quelle degli altri, e lo rendi responsabile di un governo, di una sovranità che poi la storia, Marotta, io ho un cognome anche che è tipicamente veneto, non discrimino nessuno perché per noi è veneto chi fa il Veneto, chi vive nel Veneto. Ma via Dio, abbiamo 1100 anni di storia, abbiamo anche un passato di sovranità che ci consente di alzare la testa. Non servirebbe, lo dico sempre negli incontri pubblici, nemmeno la carta dell'ONU. E qualche giurista mi dà conforto, cito per esempio Carlo Lottieri, dice hai ragione, che è un docente di dottrina dello Stato che insegna a Pisa e a Lugano, uno degli esperti che non ha fatto parte della commissione ma che avrebbe meritato, e molti altri. Abbiamo giuristi ed economisti di fama internazionale, filosofi che hanno firmato un manifesto per la libertà del Veneto. Ma di cosa parliamo? È proprio perché ci sono problemi più gravi che bisogna avere la capacità di avere un progetto più grande, che è un progetto che non è contro l'Italia, ripeto, perché da noi non sentite parlare male dell'Italia, non sentite invettive contro il Sud, anzi io credo che la popolazione del Sud può essere solo aiutata da un evento straordinario epocale come quello dell'indipendenza del Veneto. È positivo tutto l'impianto. È fondato su idee chiare, su un qualcosa di costruttivo che aiuta, che creerà benessere, che rivoluzionerà veramente non solo l'Italia in modo positivo, ma anche l'Europa, che altrimenti è mera burocrazia, perché finché tu salvi gli stati territoriali, quelli nati del Risorgimento, questa Italia fallita, farai che ci sia anche un'Europa di sola burocrazia, di elefantismo burocratico. Ormai la burocrazia ha pervaso, invaso, distrutto, annientato, fagocitato le strutture dello Stato. Non c'è più neanche il governo, neanche il Parlamento. Sono delle parvenze di istituzioni, le hanno svuotate. Chi comanda? Sono i burocrati in Italia, come dice Galli della Loggia, i super burocrati, quelli che hanno in mano tutto, che hanno creato questa nefandezza che abbiamo invivibile. E allora vedi, quando io parlo di indipendenza ho uno stimolo, una positività per il cambiamento in modo pacifico, elettorale e democratico, come dici te. Fortunatamente, grazie a questo pensiero condiviso, possiamo avere il coraggio di fare un duello che può giovare alla gente. È un cambiamento che non è contro nessuno, ripeto, ma è per questo territorio che ha mille giustificazioni storiche, territoriali, economiche. La nostra gente sta fallendo, 150.000 sono i disoccupati nel Veneto, 50 suicidi e oltre l'anno scorso. Vogliamo che ancora la gente si impicca? Vai nei bar, senti, ti dicono a settembre non so se tengo ancora aperta l'azienda, ma voi capite, cittadini, imprenditori, lavoratori, perché sono tutti sulla stessa linea di disperazione, che ormai c'è il burrone.
E quindi questa idea dell'indipendenza non è contro l'Italia. Parlare di Italia unita vuol dire fare mistificazione, perché io non sono contro l'Italia, è un paese bellissimo che amo turisticamente, ma non lo ritengo più adatto a governare il mio territorio, la mia gente, la mia fatica. Non è pensabile che qui nel Veneto si arrivi a pagare fino al 68% delle tasse, me l'ha detto Befera a un incontro qui a Treviso che ha fatto organizzato da un'associazione importante. Cioè questa è la realtà. Quindi quando tu mi dici ci sono problemi più importanti, viva Dio ti dico ho la risposta a quei problemi. L'Italia i problemi più importanti li fa diventare ancora più giganti, irrisolvibili. È fallita ormai, i numeri lo dicono. Un amico mi ha dato, ha detto guarda, per un vademecum sulle notizie relative alle fonti dell'economia, sono 30 pagine di dati, di fallimenti, ma insomma non serve, basta tener conto le agenzie di rating, cosa hanno detto recentemente. Ci hanno messo il debito pubblico e la tripla C, vuol dire che siamo il gradino dopo, vuol dire spazzatura, vuol dire che non saranno più rimborsati i cittadini. Il 28 di dicembre l'Europa ha obbligato l'Italia alla class action per i titoli del debito pubblico con scadenza superiore all'anno, perché c'era il pericolo della spazzatura. Ieri un'altra agenzia, l'altro ieri un'agenzia di rating ha detto fra 6 mesi daremo il giudizio d'Italia, ma se è così dovremo darlo più negativo ancora. Cioè non c'è speranza, il cambiamento è questo, capisci Marotta? Io non ce l'ho con l'Italia, che è una realtà, e con i cittadini italiani, ce l'ho con la burocrazia che ha pervaso tutto e tu non la vinci mica pensando di operare nell'interno del sistema, devi andare fuori.